Siamo presso la sezione AIA di Agrigento, oggi giornata di esami per i ragazzi che sono stati abilitati ad arbitro. È con noi Antonio Ignazzetto, era presidente della commissione quest'oggi. Come sono andati i ragazzi? Sono andati molto bene, devo dire che sono stati preparati dalla sezione in maniera perfetta, hanno sostenuto i quiz tecnici, una media di errore veramente bassa. Poi dal punto di vista regolamentare hanno risposto a tutte le domande, veramente bene, bravi. Il movimento arbitrale in Sicilia è di Palermo. La Sicilia è una regione dove il calcio è nel sangue delle persone, quindi ci sono società veramente importanti, ma anche il mondo arbitrale è veramente forte. Abbiamo in Sicilia un arbitro in Serie A, 2 arbitri in B e poi tantissimi altri arbitri a livello di Lega Pro, Can D, Can 5, perché c'è anche il calcio al 5 che ci rappresenta, veramente positivo, un movimento in forte crescita. Come è visto dai partiti regionali il movimento degli arbitri nella sezione di Agrigento? Devo dire che il livello è paritario in tutta la regione, non c'è una regione, una sezione che emerge, la Sicilia è veramente forte, tutte, compresa Agrigento.